Stefano, Claudia, possiamo dirlo, sicuramente meglio attori che sindaca di Roma e addirittura forse peggio ancora marito della sindaca di Roma. Marito del sindaco di Roma, Professore, professore, ma professore, vicepreside, vicepreside. strappato all'aula, strappato agli alunni. Sì, no, meglio essere amico Attori. attore e amico di Claudio Gerini che essere il marito di Elena, che non lo so, cioè, è faticoso, mi sa, è faticoso. Umberto l'ho visto molto stressato, però poi alla fine capisce che l'amore è una cosa meravigliosa. Tosta, sindaca di Roma è tosta, Porca miseria. quindi anche per te immagino, no? Tutta la vita attrice. Beh, sì, perché la mia vocazione, diciamo, è quella. Anche se ti devo dire come politico, direi la mia, eh. Direi la Hai mia. fatto 2 o 3 proposte che ti avrei votato, te lo Vero, dico, prima in vero? conferenza stampa. No, perché io amo molto questa città e la vivo angolo per angolo, la giro, cioè, insomma, la vivo e mi viene proprio così, mi salta all'occhio questi problemi che abbiamo, sarebbe bello fare qualcosa di concreto finalmente, però sì, rimango attrice, mi piace poi fare tante vite, vivere tante sfumature di donna come siamo privilegiate a fare, insomma, anche Bello. per vivere appunto tante emozioni diverse e soprattutto il pubblico si identifica, insomma, fare l'attore è una bella responsabilità. Mi hai parlato di sfumature, quindi vi chiedo, uno dei temi di Lasciarsi un giorno a Roma è il compromesso lavorativo, il compromesso soprattutto in amore in questo caso. Che rapporto avete con questo elemento nella vita di tutti i giorni, ma anche a livello professionale? Non credo che esista nessun tipo di relazione che non preveda un compromesso, necessariamente, perché nel momento in cui tu esci dalla tua isola e incontri l'altro, incontri il mare dell'altro, le piante dell'altro, è un'altra isola, quindi è chiaro che a favore dell'ingresso delle cose sue, qualcosa di tuo lo dimanda dall'altra parte. E quindi il compromesso è la base fondamentale, è conviverci che è la grande forma di intelligenza, convivere col compromesso, capire che il compromesso non è qualcosa che ti limita, è qualcosa che amplifica la possibilità di conoscere la persona che hai a fianco, è la capacità di rivedere te stesso da occhi diversi che sai che ti guardano con amore e quindi se ti dicono una cosa te la dicono perché tu viva meglio e non perché tu viva peggio, non è un giudizio, è un consiglio e dà la voce più vicina al tuo cuore che esista, quindi viva il compromesso. Ah, sì, sì, sono d'accordo, il compromesso è un'opportunità, no, di crescita, è un'opportunità di confrontarti con qualcosa di diverso da te e di capire anche altre cose di te, perché in effetti l'altro che ti guarda dipende da che compromessi fai, se sono compromessi comunque che ti pesano meno di quanto no, sarebbe, cioè sono portati, li pesi proprio, li soppesi per capire se schiacciano la tua personalità, perché poi è anche sbagliato, a volte io vedo tante relazioni, tra virgolette, malate, perché magari la personalità di uno si sottomette completamente alla personalità dell'altro, piuttosto che non sei più te stesso, no? È vero che bisogna comunque, è bello essere in coppia proprio perché si amplifica la tua personalità coniugandosi con un'altra, però a volte insomma l'amore pur di stare con una persona magari ti snaturi e quindi dopo un po' non ti riconosci più. Grazie mille, Grazie a grazie te. mille.